bassa. Appassionati di futsal di Serie A, siamo in diretta dal Palacoscioni di Nocera Inferiore, 20ª giornata nel massimo campionato nazionale. Real San Giuseppe contro Acqua e Sapone. La capolista vuole continuare la sua ottima striscia in trasferta. La squadra del neotecnico Julio Fernandez vuole almeno fermare questa emorragia che dura da 6 partite, 6 sconfitte di fila per il team giallo-blu. Tutto pronto per l'inizio. San Giuseppe da destra verso sinistra e Acqua e Sapone da sinistra verso destra. Andiamo alla lettura delle formazioni con il San Giuseppe che schiera Montefalcone col numero 1, 5 Folo, 7 De Luca, 8 Duarte che è il capitano, 14 Napolitano, 18 Raù, Omar, 30 Pedrigno, 49 Imparato, 89 Portuga, 91 Lepre, 99 Lisandro, allenatore come abbiamo detto Julio Fernandez. Siamo in attesa del fischio d'inizio. L'Acqua e Sapone risponde 5 Patricelli, 6 Marrazzo, 7 Fusari, 8 Murilo, 9 Calderoli, 10 Coco Wellington, 11 Ghi, 12 Ricordi, 16 Fior, 20 Misael, 21 Fetic, 27 Rafigna, 34 Zappacosta, 94 Trentin. Allenatore Fausto Scarpitti. Tutto pronto per l'inizio del match. Il fischio arriva in questo momento. San Giuseppe che va con Montefalcone, Duarte, Portuga, De Luca ed Elisandro. Risponde l'Acqua. Attenzione intanto subito a Fusari. Chance immediata per l'Acqua e Sapone. La palla è uscita, rimessa per il team di Scarpetti che risponde con Ricordi, Murilo, Fusari, Coco Wellington e Ghi. Tante assenze da ambo le parti con il San Giuseppe che deve fare a meno di Moliterno, Follador e anche di Sabapti e nuovo acquisto belga e anche di Alex. Intanto il destro di Ghi deviato da De Luca. Acqua e Sapone invece senza Stefano Mammarella e Lucayan e alla fine Dudu non ha recuperato, saltato il turno infrasettimanale per squalifica, ma il numero 30 ha avuto dei problemi in settimana e va in tribuna. Intanto il mancino di Murilo, palla sul fondo, già il secondo squillo dell'Acqua e Sapone dopo 28 secondi. Montefalcone alla battuta, lancio per Portuga un po' lungo. Ricordi che è appena arrivato da poco in questa infinita sessione di mercato invernale dal Meta Catania. L'anno scorso era in forza al Mantova. E intanto Ghi attaccato da De Luca, Coco Wellington ancora per Ghi, pressato da De Luca, la tiene in campo il numero 11, uno dei migliori marcatori dell'Acqua e Sapone e anche della Serie A. Intanto la giocata su Duarte, ma la palla era uscita in precedenza. Portuga apre il mancino. Portuga autore di 13 reti, il miglior marcatore invece per quanto concerne il Real San Giuseppe, oggi in maglia blu. Portuga, Duarte, De Luca di prima per Elisandro che va da Portuga, il destro. Fusari anticipa anche Ricordi, ma la sfera arriva a Duarte
che salta Ghi, ancora Duarte che poi torna da Elisandro. Ghi capisce tutto, riparte la squadra di Scarpitti con Fusari che si accentra. Fusari il mancino addosso al 99 del San Giuseppe, ancora Ghi che voleva Murillo, il tocco di Elisandro. Riparte Murillo che punta ancora il 99 del San Giuseppe. Coco Wellington, Murillo, Coco Wellington. L'intercetto di Elisandro, poi De Luca, la palla addosso a Fusari, va via Elisandro, poi calcia col mancino addosso al capitano dell'Acqua e Sapone Murillo e quindi si ripartirà con una rimessa in favore del Real San Giuseppe. Duarte addosso a Fusari, primo angolo in favore del San Giuseppe. Palla al centro, poi De Luca a rimorchio, calcia male. Quindi ricordi, va da Coco Wellington. Fusari non si intende con Murillo. Esce Portuga e rientra Pedro Guedes. Rientra perché ha saltato per squalifica. Il derby con la Sandro Abate era rientrato con l'Aniene. Quindi rientra qui al Palacoscioni Pedro Guedes. Intanto lotta Elisandro con Coco Wellington. Duarte, Max De Luca, Pedrinho perde un tempo di gioco, poi riesce a recuperare e torna da Duarte che serve De Luca. Ancora Giappa Duarte, Elisandro di prima per Pedro Guedes. De Luca, intercetto di Murillo. De Luca, Elisandro, palla altissima del numero 99. Nella settima giornata di ritorno abbiamo anche già alcuni finali oggi tutti in campo dopo il turno infrasettimanale di martedì. Coco Wellington che chiede prima per Fusari che sbuca alle spalle di Pedrinho che però rinviene, rimessa per la capolista. 44 punti fin qui per il team di Scarpitti contro i 15 del San Giuseppe. Acqua e Sapone con una partita in meno proprio contro il San Giuseppe che ne ha 4, tra cui quella con l'Acqua e Sapone. Coco Wellington, palla per Fusari che lotta con Duarte, rimessa per il team di Fernandez. Si allontana Montefalcone, c'è Duarte, si abbassa l'Acqua e Sapone, quindi Duarte va da Elisandro, poi Murillo, palla sicura per Montefalcone, grande ex di giornata. Tanto anticipato Elisandro da Murillo, poi Coco Wellington, lotta con Pedrinho, c'è De Luca che lascia a Montefalcone che aveva chiamato la sfera. Pedrinho, palla per Max De Luca. Duarte nuovamente pronto Portuga per Fernandez. Tanto il lancio perfetto di Duarte con esperienza. Coco Wellington la sporca. Calcio d'angolo per il San Giuseppe. 2 minuti e 22 secondi sono trascorsi. 0-0 qui al Palacoscioni. De Luca, palla fuori per Duarte, il destro sul fondo. C'è stato il tocco di ricordi, quindi terzo angolo per il team giallo-blu. Oggi solo blu. I ricami gialli, numeri soprattutto. La seconda maglia del San Giuseppe che fa il suo esordio quest'oggi. Duarte, palla al centro per De Luca, anticipato da Coco Wellington. Poi Ghia aveva visto Montefalcone fuori dai pali, calciato male. Rientra Portuga al posto di De Luca, si riscaldano anche Imparato e Omar Rau. Pronto anche Fetic per Scarpitti, si riscalda anche Rafinha. Portuga, Duarte, Pedrinho, lotta con Coco Wellington, il 10
nell'acqua e sapone si trascina la palla fuori, classe 1988. Montefalcone, lancio lungo per Elisandro che non la tiene. Doppio cambio per Scarpitti, fuori Murillo e Coco Wellington, dentro Fetic e Rafinha. Eccolo qui Fetic con il numero 21. È stato anche Calderolli. In campo anche il numero 94 Trentin, quindi Scarpitti cambia tutto il quartetto iniziale. Fetic, Calderolli di prima per Rafinha che sbuca alle spalle di Portugal, destro di Rafinha, la parata di Montefalcone in due tempi, squillo dell'ex giocatore della Real Rieti che era sbucato alle spalle del giocatore del San Giuseppe. Tanto il passaggio forte, Duarte per Pedrigno, quindi Trentin, Calderolli, Fetic, il mancino, palla alta. È la prima volta che si affrontano San Giuseppe e Acqua e Sapone in questa stagione, anche nella storia. Ovviamente la gara d'andata, come abbiamo già raccontato, non si è disputata, si recupera martedì 23 febbraio in casa dell'Acqua e Sapone, quindi paradossalmente si gioca prima il match di ritorno e poi quello d'andata, come è già successo in occasione di Meta Catania Real San Giuseppe, con il San Giuseppe che poi ha presentato ricorso per errore tecnico. Il lancio di Fetic, la tiene Montefalcone. Montefalcone tiene troppo la sfera, 4 secondi sono trascorsi, calcio di punizione per gli ospiti dal limite, al quinto minuto di questo primo tempo. Rafinha e Fetic sulla sfera, il tocco per Fetic, la parata di Montefalcone che si riscatta dopo l'errore angolo, il primo per l'Acqua e Sapone questa partita. Pronto Omar Raù e anche De Luca con imparato triplo cambio per Fernandez. Fetic, palla al centro, il destro di Trentin, Montefalcone evita il calcio d'angolo, intanto problemi per Duarte che si era frapposto anche una pallonata sulla caviglia destra e quindi si anticipa il cambio con Mario Imparato. San Giuseppe che avrà un mese di febbraio davvero infuocato. Intanto Fetic con fair play restituisce palla al San Giuseppe, squadra di Fernandez. Mercoledì saranno di nuovo in campo per il recupero della nona giornata contro il Mantova. Intanto il fallo di Fetic su Imparato, arriva il fallo per la squadra di Scarpitti, primo fallo di questo match, 14:50 sul cronometro. Intanto Omar Raù, primo gol martedì contro l'Acqua e Sapone, esordio positivo contro la Sandro Abate. Imparato, giocata di De Luca su Trentin, poi Fetic rinviene ricordi, non si fida e la mette fuori. Acqua e Sapone che ha già giocato in trasferta contro le due campane, ovviamente con la Sandro Abate, non alla Pala del Mauro perché si giocava al Sasso Maggiore, e poi in casa della Feldi ha ottenuto 2 delle 8 vittorie fin qui in trasferta il team di Scarpitti. Imparato, De Luca, Portuga, ancora per Mario Imparato, lotta con Trentin, l'intercetto di Trentino, poi Imparato in secondo momento, Calderolli, la sfera arriva tra le mani di Germano Montefalcone che lancia subito Raù e Rafinha con esperienza anticipa il giocatore belga.
rimessa in zona d'attacco per il team del nuovo tecnico Fernandez, che ieri ha svolto il primo allenamento. Portuga col destro, grande parata dei Ricordi, occasione d'oro per il San Giuseppe al sesto. Grande risposta dell'ex portiere di Mantova e Meta Catania. Tanto De Luca, palla fuori per Raul che se la porta sul mancino, intercetta Rafinha, Trentina alimenta per Calderoli che punta imparato, occhio che è un 3 contro 3, va via Calderoli, palla per Fetic, non si intendono i due, Rafinha non aveva neanche seguito l'azione e quindi si ripartirà con una rimessa. Altro cambio, esce Trentin ed entra con il numero 20 Misael, altro talento davvero molto interessante, classe 95. Montefalcone avanza, tocco sotto per De Luca che da solo, De Luca, palla al centro per Omar Raul che non riesce a trovare il pallone. Altra grossa occasione per il San Giuseppe nel giro di un minuto. Fetic, Calderoli non si intende con Misael, palla che si spegne fuori. De Luca alla battuta, 1-2 con imparato, c'è Montefalcone totalmente libero sull'out di sinistra, De Luca preferisce Omar Raul, imparato, Portuga, ancora imparato di prima per De Luca che poi cercava Raul, palla tra le braccia di Ricordi, Rafinha, Fetic, Misael, punta Portugal, intercetto dell'89 giallo-blu, rimessa per l'acqua e sapone. Rafinha, Calderoli, Fetic, Rafinha, Calderoli, punta imparato, imbucata, capisce tutto Omar Raul che si autolancia, il destro sul fondo. Misael, Fetic, Rafinha non si intende con Calderoli, rimessa per il San Giuseppe. De Luca alla battuta, palla alta per Omar, il colpo di testa di Calderoli, poi Omar Raul la fa sua, non riesce a difendere la sfera, si complica un po' la vita, esagera anche ed è fortunato nel rimpallo con Calderoli. Pronto Pedro Guedes per Fernandez. Fernandez che ieri ha tenuto a sottolinearlo. Imparato. Palla per Montefalcone che aveva lasciato l'out di sinistra per rientrare in porta, non si sono intesi, altro errore, rimessa per l'acqua e sapone. Calderoli, Coco Wellington appena rientrato, salta Omar, il destro di Coco Wellington, palla sul fondo, era sbucato un po' in ritardo Calderoli. Rientra Cristiano Fusari al posto di Calderoli. Montefalcone, Omar, De Luca, ancora per Raul, imparato, Portuga, De Luca, lungolinea per Omar Raul, colpo di tacco, capisce tutto Murillo che poi salta il numero 18, ancora Fusari, lotta con Portuga, alla meglio Portuga, ma l'ultimo tocco è il suo, rimessa per l'acqua e sapone. Murillo, palla fuori per Fusari, il mancino di Fusari, Raul si frappone e salva. De Luca, Mario imparato, Portuga, De Luca, Portuga, non salta Murillo ma guadagna una rimessa con Portuga alla battuta.
De Luca, imparato, entra Pedrinho, lancio di Montefalcone per il colpo di testa di Omar Raoult, palla fuori. Stasera sono orfano di Augusto Diorio, che mi ha accompagnato nelle gare interne del San Giuseppe dall'inizio della stagione. Lo aspettiamo per il match contro il Mantova. Intanto la parata di Montefalcone su Fusari in 2 tempi, grande risposta del numero 1. Squillo prepotente dell'Acqua e Sapone, intanto imparato, sbaglia il passaggio per Omar. Avanza Murillo, alla per Misaele che lotta con Imparato, non si intende con Montefalcone, quindi Imparato senza pensarci 2 volte spara via e ricordi alimenta l'azione offensiva dell'Acqua e Sapone. Fusari poco fa pericolosissimo, Misael contro Omar, lotta con Coco Wellington, quindi Pedrinho, Imparato, anticipato De Luca, poi ancora Imparato che lotta, la sfera torna a De Luca, Omar Raoult la recupera Murillo, palla per Coco Wellington, palla alta. 10:45 al termine del primo tempo. Lancio di Montefalcone, colpo di testa di Ricordi che anticipa Raoult, rimessa in zona d'attacco per il team di Fernandez. Pronto nuovamente Elisandro, anche Duarte. De Luca, palla fuori, destro di Omar, palla abbondantemente al lato. Assenze pesanti, come abbiamo detto ad inizio cronaca, per entrambe le squadre. Acqua e Sapone senza Mammarella e Lucayan e Dudu. San Giuseppe senza Moliterno, Follador, Alex e il nuovo acquisto Sabapti, che ieri ha avuto un problema nella rifinitura e oggi non ha fatto il suo esordio con il San Giuseppe. E intanto Ghi prima per Murillo, poi lotta De Luca con Ghi, un mismatch, quindi Murillo, palla al centro, la deviazione di De Luca, rimessa in zona d'attacco per l'Acqua e Sapone. Esce Imparato e rientra Duarte quando ormai la prima parte di questa gara è andata in archivio. A terra Duarte, a giocata di Omar, la sfera torna a Coco Wellington, Murillo di prima per Fusari, ancora Coco Wellington, Ghi lotta con Pedrinho, servito Murillo, 1-2 che si chiude e Ghi sotto porta non riesce a battere Montefalcone, si resta sullo 0-0. Duarte, Pedrinho, Elisandro, Duarte apre il destro, aveva visto Ricordi fuori dai pali, palla sopra la traversa con Ricordi che ha controllato senza particolari patemi la sfera. Il 12 va da Ghi, poco fa vicinissimo al gol dello 0-1. Murillo, ancora per Ghi, il destro, Montefalcone in 2 tempi. Duarte, De Luca, Duarte, tocco per Elisandro, la stoppa, la giocata, Elisandro il sinistro, Ricordi in spaccata, chance d'oro per il San Giuseppe. Intanto arriva il fallo di Duarte su Fusari, primo fallo della squadra di Fernandez che poco fa ha avuto la chance di passare in vantaggio. Bravissimo Ricordi in spaccata. Fusari, Ghi, Duarte senza pensarci 2 volte anticipa il numero 11 e spara via quando siamo entrati proprio nel minuto numero 11 di questo primo tempo. Fusari, Murillo, Ghi di prima da Coco Wellington, ancora Ghi, ancora Coco Wellington, Murillo, lotta Ghi con Duarte, di prima Coco Wellington per Murillo, Montefalcone anticipa il capitano dell'Acqua e Sapone, riparte il San Giuseppe con Portuga che non si intende né con Elisandro né con Duarte e regala una rimessa all'Acqua e Sapone.
che nel frattempo cambia un po' di uomini. Rientrano Rafinha e Fetic al posto di Murillo e Coco Wellington. Fetic, passaggio lungo a metà tra Rafinha e Ghi, esce anche Fusari, rientra Fabrizio Calderolli. È uscito anche Pedrigno, è rientrato Max De Luca. 8:41 al termine di questo frizzante primo tempo. Nessun gol fin qui. Duarte, Montefalcone, lancio troppo lungo per Elisandro, la tiene Ricordi. Fetic, Ghi, si accentra Ghi, il destro di Ghi, Montefalcone sicuro. Lancio di Montefalcone per Portuga che lotta con Fetic, il tocco di Fetic, angolo per il San Giuseppe. Duarte alla battuta. Palla fuori per Portuga, il destro sul fondo. Ricordi alla battuta. Fetic, Rafinha, Fetic, palla lunga per Ghi, è molto contento di questo passaggio. Montefalcone, De Luca, Elisandro, lotta con Rafinha, ma torna da De Luca. Portuga, pressione altissima dell'Acqua e Sapone. Portuga spara via. Rafinha alla battuta. Il sinistro di Fetic, controfallo. Forse la palla non era sulla linea. De Luca, lungolinea per Elisandro che la stoppa male. Aveva anche eluso l'intervento di Rafinha, ma la palla si è spenta fuori. Rientra anche Rodrigo Trentin, classe 94, col numero appunto 94. Fetic, lancio troppo lungo per Rafinha che si complimenta comunque con il suo compagno di squadra. Momento di studio tra le due squadre, anche di tanti errori. Duarte, Portuga, ancora per Duarte. De Luca, lancio lungo tra le braccia di Ricordi. Calderolli cerca e trova Fetic che va all'1 contro 1 con Duarte. Bucata per Trentin che torna da Fetic, non riesce ad aprire il mancino e quindi preferisce servire Calderolli. Ancora Trentin marcato da De Luca. Rafinha, Calderolli, Rafinha, Calderolli, Rafinha, Calderolli, Fetic. Ottima palla per Calderolli. Portuga capisce tutto, intercetta ma non evita il calcio d'angolo. Poi Calderolli sfrutta il rimpallo con Portuga. Si deve ribattere. Aveva sfruttato la deviazione di Portuga Calderolli che praticamente si era autolanciato, ma secondo il primo arbitro fiorentino di Molfetta si deve ribattere, anche perché c'è il parquet bagnato. 6:48 al termine, 0-0 qui al Nocera Inferiore. Fetic, palla al centro, la deviazione di Elisandro che era lì, quindi altro angolo per l'Acqua e Sapone. Fetic, il destro di Rafinha troppo schiacciato, si riprenderà da Montefalcone il gioco.
Duarte, tocco per De Luca che sbuca alle spalle di Calderolli, non la tiene in campo Max De Luca, rimessa per Ricordi. Dopo un inizio con ritmi abbastanza alti, adesso il gioco si è un po' arenato. Trentin, la deviazione di Portuga. Anzi no, deviazione che non c'è stata. Francamente sembrava netta la deviazione di Fabiano Portuga. Rimessa per il San Giuseppe, Elisandro lotta con Rafinha, torna da Duarte. De Luca, l'imbucata per Elisandro che lotta con Rafinha, 1-2 che si chiude. Trentin, ripiegamento, anticipa le intenzioni dell'assist man della San Giuseppe. 8 assist e 4 reti per Max De Luca nella prima parte del campionato. Duarte, palla al centro per De Luca, il tocco del 7 e non di Rafinha, rimessa per l'acqua sapone. Fetic, Rafinha, Ricordi, pronto al lancio che arriva adesso per Calderolli, un po' lungo, non la tiene il numero 9. Montefalcone alla battuta. Elisandro, De Luca, Duarte, controllo orientato, Elisandro anticipato, Rafinha col destro sul fondo. Palla complicata per Elisandro, Rafinha subito lo ha anticipato e ha calciato non inquadrando lo specchio della porta, e quindi palla nuovamente a Germano Montefalcone a 5:58 dal termine. Duarte, Elisandro, palla per Portuga che non vince lo scontro fisico con Rodrigo Trentin. Stava inserendo il mago Portuga, bravo Trentino non farlo passare. Duarte, palla per Elisandro sul fondo, occasione d'oro per il numero 99. C'è stato anche un tocco, calcio d'angolo per il Real San Giuseppe. Duarte, palla per nessuno a metà tra De Luca e Portuga, palla fuori, riparte l'acqua e sapone con Rafinha, il tocco di De Luca, ancora rimessa. Rafinha, lancio troppo lungo, un momento davvero di confusione da ambo le parti. Rientra anche Imparato al posto di Duarte che deve rifiatare. Portuga, eccolo qui, Imparato, De Luca, Montefalcone, lancio per Elisandro, Rafinha anticipa anche Ricordi, quindi Portuga, palla per Elisandro di prima per De Luca, se la porta sul mancino, la finta di Portuga, il sinistro dell'89, la deviazione di Fetic che poi lascia il campo a Coco Wellington. Montefalcone, lancio, il colpo di testa di Elisandro, corto per Portuga e quindi rimessa per l'acqua e sapone. Coco Wellington, lancio sbagliato di Calderolli per Trentin, quindi Imparato dopo il tocco di Montefalcone. Pronti Pedrinho e Raul per Rodriguez, Murilo per Scarpitti, eccolo qui il capitano che rientra al posto di Rafinha. 4:53. Calderolli, Murilo, tocco morbido per Coco Wellington di prima da Trentin che lotta, attaccato da Imparato, esce bene Trentin, palla per Calderolli, ancora Murilo, Calderolli, punta Imparato, torna da Murilo, il mancino sul fondo. C'è stato un tocco,
credo di De Luca, e angolo per il team ospite. 4:36 da giocare in questo primo tempo. 0-0. Calderoli alla battuta. Coco Wellington torna dal numero 9 che punta Elisandro e va da Murillo. Intercetto di De Luca che lotta con Coco Wellington, poi Portuga che mette il turbo, ancora Portuga che va via. Portuga e la palla al centro per Elisandro, non ha calciato Portuga, anche stanco dopo questa rincorsa, e lascia il posto a Pedrinho. Ottima difesa comunque del numero 89 insieme a De Luca sull'azione di Murillo. Eccolo qui col numero 8, Ricordi, autore di una strepitosa parata su Elisandro. Giocata di Murillo con Pedrinho, non c'è fallo secondo gli arbitri, va via De Luca, palla per Elisandro, 1-2 e il fallo adesso invece di Murillo su Pedrinho. Tra le proteste della panchina dell'Acqua e Sapone, secondo fallo per il team di Scarpitti. Uno ne ha commesso il San Giuseppe, 3 in totale alla 16ª partita, molto equilibrata fin qui e corretta. Calcio di punizione dal limite quindi per la squadra di casa, con De Luca sulla sfera, Portuga ed Elisandro fuori, Pedrinho in area. Ci prova Portuga, la deviazione di Murillo, poi Elisandro, ma Coco Wellington lo anticipa e spara via. Rientra Imparato al posto di Portuga, che era entrato solo per lo svolgimento della punizione. Entra anche Rau al posto di Elisandro, che ha avuto 2 chance importanti per sbloccare il punteggio. Intanto De Luca per Pedrinho, palla troppo lunga anche per un velocista qual è Pedrinho. Lancio di Ricordi, Ghi lotta con Imparato, legale lo scontro tra i due, palla fuori e quindi Montefalcone darà il via all'azione. Lancio di Montefalcone per Rau con Ricordi che anticipa Murillo, ma non la tiene in campo nonostante l'avesse chiamata. Pedrinho, Imparato, Max De Luca. La giocata di Pedrinho su Ghe, va via Pedrinho con l'esperienza chi, poi Murillo, grande giocata, va via Murillo, 3 contro 2, ancora Murillo, palla per Coco Wellington, Ghi è il gol dell'Acqua e Sapone che la sblocca al 17esimo. Azione splendida, che partita da Ghi, poi la propensione di Murillo, l'assist di Coco Wellington e Ghi trova il 18esimo gol in campionato. 1-0, si sblocca il punteggio qui al Palacoscioni. Si è sbloccato quindi il punteggio con il gol numero 18 di Ghi, che agguanta Luca Ian nella classifica marcatori interna dell'Acqua e Sapone. Acqua e Sapone che fin qui ha il miglior attacco del campionato con 103 reti, erano 102 il gol di Ghi a 103, il miglior attacco fuori casa con 57 reti. All'attivo ha realizzato più reti fuori casa che in casa, 46 in casa, 57 fuori. L'Acqua e Sapone fin qui ha vinto 8 volte fuori casa, pareggiato una sola volta sul campo del Pesaro, appunto con un gol di Ghi, e fin qui 0 sconfitte in esterna per il team di Scarpitti, che invece ha perso 2 volte in casa per mano delle due venete, Camedosson e Petrarca Padova. Pedrinho, Imparato di prima per Rau, anticipato da Murillo, che ha fatto una giocata in area di rigore con scioltezza
una tranquillità disarmante e ha dato il via alla rete dell'1-0. Pedrinho, dopo il tocco di De Luca, imparato. De Luca di prima per Raul che aveva tagliato alle spalle di Murillo, quindi il passaggio era corto. 3 minuti e 14 secondi. Intanto Ghi non la tiene in campo. Imparato, Montefalcone avanza, apre il destro, calcia male. Voleva un altro tipo di movimento da parte di Omar Raul. Si sono intesi due. Murillo, Fusari, intercetto di De Luca. Fusari, Ghi lotta con Imparato, deve arretrare e serve Murillo. Lancio col po' di testa di Imparato, poi quello di Pedrinho. De Luca di prima ancora da Imparato. Anticipato Raul che lotta con Murillo. Rimessa per l'Acqua e Sapone che poco fa ha sbloccato il punteggio con Ghi. Coco Wellington, passaggio lungo per Ghi, quindi De Luca. Gespica sulla sfera De Luca, palla al centro da parte di Fusari, la palla resta lì e Montefalcone ci mette una pezza, ma c'è stato il fallo da parte di Murillo su Pedrinho, terzo fallo per il team di Scarpitti. Pedrinho, Imparato, tocco per Omar, poi Ghi che per anticipare Omar ha dato una pallonata al primo arbitro fiorentino di Molfetta. Non vorrei essere nei panni dell'arbitro, francamente. Ghi non calcia, botta tremenda. Intanto Pedrinho sbaglia la rimessa. Coco Wellington alla battuta, c'è stato un problema col crono che è stato risolto. Murillo, Fusari, Coco Wellington, 1-2 che si chiude, va via Fusari sull'out di destra, anzi di sinistra, quindi Murillo rientra sul mancino, ancora Murillo porta a spasso tutti, Fusari entra in aria, palla fuori, occasione per l'Acqua e Sapone. Tentennato troppo Fusari, alla fine non ha calciato, voleva servire Ghi, è salvato il San Giuseppe in questa circostanza. Portuga, Imparato, Portuga, ancora Imparato, lancio sbagliato, palla tra le mani di Ricordi quando mancano esattamente 120 secondi al termine del primo tempo. Intanto richiamo verbale da parte di Falcone di Foggia a Ghi. Rientra Calderolli al posto di Coco Wellington. Portuga, Pedrinho, Imparato, lancio per Elisandro che lotta, poi Ghi recupera palla, Ghi mette il turbo, Ghi col destro, doppia deviazione, grande risposta di Montefalcone. Un minuto 36 secondi al termine. Palla fuori, ancora Ghi al volo questa volta, calcia male.
Sarà rimessa per il San Giuseppe. 93 secondi al termine. Montefalcone apre il mancino, cerca Elisandro che non la tiene in campo. Ghi, palla per Murillo, il mancino sul fondo. Montefalcone, Pedrigno, Portuga, tocco per Elisandro, colpo di testa di Murillo, Misael appena rientrato, lotta Calderolli con Pedrigno, riesce a servire Misael che salta Portuga e torna da Calderolli, ultimo giro di lancette, intercetto di Elisandro che non salta Misael. Tanto controfallo sbagliato Pedrigno a battere, quindi rimessa per l'acqua e sapone. Murillo, Rafinha, Calderolli, imparato, lotta ma la sfera torna a Rafinha. Murillo, Misael, il mancino addosso a Portuga, la sfera arriva a Murillo che torna da Ricordi. Calderolli di prima da Murillo, 30 secondi al termine. Giocata di Rafinha su imparato, lo ripunta il sinistro, la parata in spaccata di Montefalcone. Palla per Calderolli, Elisandro ci mette una pezza, riparte Portuga, c'era anche Pedrigno, poi Elisandro che va da Pedrigno. 1-2, la giocata di Elisandro che non riesce ad aprire il mancino, poi Pedrigno torna ancora dal 99 ex Inter Movistar e Benfica e quindi deviazione poi di Misael, angolo per il San Giuseppe. La recupera Murillo sull'angolo di Pedrigno, mancano 2 secondi, c'è Rafinha, palo! Proprio sul gong! Acqua e sapone vicinissima al raddoppio con Rafinha. Si va al riposo, quindi sull'1-0 grazie al gol di Ghi al minuto 17. A tra poco per la ripresa, sempre qui in diretta dal Palacoscioni di Nocera Inferiore.
Si riparte dall'1-0 per l'Acqua e Sapone grazie al gol di Ghi al minuto 17 e gol numero 19 per il giocatore di Scarpetti, che raggiunge Luca Jan in 2,38 reti. Duarte, buon primo tempo anche del San Giuseppe, che ha avuto delle chance importanti con Elisandro, bravissimo, ricordi. E alla fine del primo tempo il palo clamoroso di Rafinha proprio sul gong, calciato palo gong. Il destro di Portuga, la parata di Ricordi, quindi Max De Luca alla battuta, palla fuori, Elisandro sul fondo, si è coordinato questa volta benissimo a differenza del primo tempo che ha sparato alto, gol che manca da tanto per Elisandro. Fetic, anche punti che mancano da tanto per il San Giuseppe, che non vince dal 30 dicembre, dal successo contro il Genova. 2021 da incubo per il team di Antonio Massa e della famiglia Massa. In settimana c'è stata la comunicazione dell'addio di Centonze. Intanto palla per Calderolli, palo! Che giocata di Calderolli! Va via Elisandro, il mancino se la porta sul destro, poi torna da Duarte. Il destro di Duarte addosso a Trentin. Occasione d'oro per l'Acqua e Sapone, grande giocata in acrobazia di Calderolli. Palla che ha sbattuto sul palo, intanto Duarte per Elisandro, il colpo di testa di Rafinha, c'è Trentin che la tiene in campo e punta Duarte. Ancora Calderolli che si inserisce, poi Duarte con esperienza, rimessa per il San Giuseppe, voleva anche il fallo il capitano del team di Fernandez. Stavamo parlando proprio dell'addio di Andrea Centonze dopo 59 panchine, in bacheca un campionato di A2, una Coppa Italia di Serie B. Il presidente Antonio Massa ha voluto dare la scossa con l'ingaggio di Julio Fernandez, ex allenatore di Marca Luparense, dove ha vinto 2 scudetti. L'ultima squadra italiana è stata il Caos. Intanto Elisandro per Duarte, e quindi quest'oggi l'esordio per il tecnico spagnolo, classe 61, compirà 60 anni nei prossimi mesi. Intanto Ghi punta Duarte, il destro di Ghi addosso a Duarte, la sfera torna a Fetic. Ricordi, Calderolli, Fetic, Rafinha, tocco sotto per Fetic, palla che si spegne fuori. San Giuseppe, stavamo dicendo, inizio da incubo questo 2021 con 6 sconfitte di fila. Montefalcone, passaggio lungo per Elisandro che non riesce a tenerla in campo. Acqua e Sapone che prima ovviamente di questa settima giornata di ritorno ha un punto di vantaggio sul Pesaro, però con una partita in meno. Pesaro che oggi è impegnato alle 19, quindi il destro di Ghi, partita che è iniziata credo da poco sul campo del Petrarca Padova, partita davvero molto interessante. Portuga, lancio per Elisandro lungo, Ricordi la fa sua. Fetic, punta Duarte, Rafinha, Calderolli non si intende con Ghi che aveva tagliato dal lato opposto.
3 minuti già sono trascorsi. Lancio di Montefalcone che colpisce Calderolli, che anticipa tutti. Calderolli in estirada, Portuga evita il 2-0. Più che ha colpito Calderolli, Calderolli che ha anticipato le intenzioni di Montefalcone. Intanto Fetica, Montefalcone dice di no, un po' come è successo nella prima parte del primo tempo a Sapone, che ha avuto più di una chance per passare in vantaggio e poi è uscito fuori il San Giuseppe. Sapone vicino al raddoppio, prima con Calderolli col palo e adesso con Fetica che va da Ghi. Tocco di De Luca, Ghi lascia scorrere. Calderolli, ancora Fetica, punta Max De Luca, quindi Calderolli. Imbucata per Ghi, c'è ancora Fetica, che parata di Montefalcone, la tolta dall'incrocio, angolo. Giocata di Calderolli che entra in aria, la palla resta lì, Montefalcone la fa sua, ma si fa male. Che giocata di Calderolli su Elisandro, in precedenza un miracolo di Montefalcone su Fetica. Calderolli gli è franato addosso, Montefalcone deve fare anche attenzione perché è diffidato insieme a Portuga, Elisandro e Pedrigno, 4 diffidati in casa San Giuseppe. Mercoledì c'è una partita cruciale per il team di Fernandez anche in chiave Coppa Italia, perché è la gara d'andata e il recupero della 9ª giornata. Montefalcone, Duarte, Elisandro non riesce a servire De Luca, momento di confusione da parte del Real San Giuseppe. Intanto triplo cambio per Scarpitti, già sono entrati Fusari e Murillo, è pronto anche Coco Wellington. Ghi, Murillo addosso a Portuga, Murillo, il colpo di testa di De Luca la fa sua Montefalcone che lancia Elisandro, Calderolli lo anticipa, poi Ghi scambia con Murillo, ancora Ghi per Murillo. Calderolli sbaglia tutto, Calderolli anche stanco lascia il posto a Coco Wellington. C'è Elisandro che va da De Luca che non riesce a rientrare sul mancino, fa buona guardia all'altro set del match Cristiano Fusari. Intanto Murillo, Fusari di prima per Coco Wellington, passaggio un po' lungo per il numero 10 dell'Acqua e Sapone. 15:52 da giocare, sono trascorsi 4 minuti e 8 secondi, 1-0 per l'Acqua e Sapone, che in questo inizio di ripresa ha già sfiorato almeno in 2 circostanze il 2-0. Portuga, De Luca, Duarte, la giocata su Ghi, Duarte, palla sul secondo palo, Elisandro ci arriva con un attimo di ritardo, ma che giocata di Giaba Duarte su Ghi. San Giuseppe ad un passo dall'1-1. Fusari, Elisandro rinviene su Coco Wellington, c'è Duarte, Elisandro di tacco da Portuga, non ci arriva, ma quindi Ghi, palla per Fusari che lotta con Montefalcone, commette fallo Fusari, ex giocatore del CMB, fallo del numero 7, primo fallo di questa ripresa. Ancora Duarte che punta questa volta Coco Wellington, va da Pedrigno che non calcia, voleva rientrare sul sinistro, ottima fase difensiva di Murillo. Ghi, seconda occasione, questa volta potenziale per il San Giuseppe, lotta Ghi con De Luca, la rimessa è per l'Acqua e Sapone. Che peccato per la squadra di Fernandez. Adesso il San Giuseppe sta rispondendo dopo un inizio da urlo da parte della capolista. Coco Wellington alla battuta, palla al centro, il colpo di petto di Pedrigno, va via Elisandro che torna da Pedrigno che alza per De Luca, la stoppa col destro, la recupera Murillo, poi lotta Elisandro, c'è il fallo di Elisandro su Murillo.
primo fallo anche per il San Giuseppe. È uscito Duarte, è rientrato Mario Imparato. Intanto Coco Wellington, palla per Misael, appena entrato al posto di Ghi. Non tiene la palla in campo, rimessa 14:38 da giocare. Quindi Montefalcone, lancio lungo per Omar, entrato al posto di Elisandro. Raul non riesce a tenerla in campo. Fusari, Coco Wellington, tocco di ricordi ancora per Coco Wellington, anticipato Misael da Imparato, rimessa in favore del team di Scarpitti. Coco Wellington, Misael ancora, Coco Wellington, Fusari, punta Pedrigno, la finta di Fusari, il mancino, la deviazione, Misael non calcia, poi Coco Wellington addosso a Montefalcone. Brutta pallonata sullo stomaco per Germano Montefalcone. Altro squillo dell'acqua e sapone. 14 minuti 16 secondi al termine di questa gara. Coco Wellington, palla fuori per Murillo, anticipato da De Luca, e Montefalcone la fa sua. Rientra Portuga, Pedrigno, Mario Imparato, Portuga, Pedrigno, ancora da Montefalcone che non può giocarla perché aveva dato il via all'azione. Quindi punizione dal limite per l'acqua e sapone al minuto 6. Ingenuità della retoguardia vesuviana. E quindi chance, ovviamente la punizione in diretta sul pallone Fetic, e Coco Wellington si allontana. Misael, c'è anche Rafinha appena entrato. Arriva il fischio, tocco di Wellington per Fetic che calcia male, ma c'è stato il tocco anche di Duarte che l'ha sporcato e quindi angolo. 14 minuti al termine. Al centro la deviazione di Imparato, ancora angolo per l'acqua e sapone. Fetic al volo, calcia male, era abbastanza difficile questa soluzione per il numero 21. E rientrano Fusari e Murillo al posto di Rafinha e Fetic che erano entrati per il calcio di punizione. Montefalcone, tocco di Imparato, Coco Wellington la fa sua, Fetic lotta, rimessa per l'acqua e sapone. Imparato, colpo di testa di Murillo. C'è un problema con il cronometro. Portuga, Pedrigno, Imparato. La mette fuori, pressato da Fusari. Coco Wellington scambia con Fusari che va da Murillo. Ancora per Coco Wellington. Fusari lotta con Portuga. Il fallo di Portuga su Fusari. Calcio di punizione dal limite, secondo fallo per il team di Fernandez. Rientra in campo Giapa Duarte con Fusari che lascia il posto a sua volta a Calderolli, ovviamente entrato per il calcio di punizione.
parte Calderolli, è uno schema Murillo, la parata di Montefalcone, poi Pedrigno la mette fuori, poi c'è Misael che se la trascina da solo fuori, non c'è stato il tocco di Pedrigno, rimessa nel San Giuseppe. Ultima risposta di Montefalcone, rientra in campo Raul al posto di Duarte, imparato di prima per Pedrigno che cerca e trova imparato la giocata su Coco Wellington, lotta Raul che forse ha commesso fallo, va via Coco Wellington, ancora Fusari, lotta Fetic, riparte Portuga, fallo scusate di Misael, Fetic era uscito in precedenza. Secondo fallo anche per l'Acqua e Sapone, 2-2 il conteggio, 13 al termine. Imparato, Pedrigno, ancora imparato, Montefalcone pronto al lancio, la fa sua, ricordi in due tempi, quindi va da Coco Wellington, Fusari, Murillo, tocco sotto per Coco Wellington, passaggio un po' lungo. Recupera Coco Wellington, ha rischiato tanto qui il San Giuseppe. Intanto cartellino giallo per De Luca dalla panchina. Cartellino giallo per De Luca. Primo ammonito del match. Qualche parolina di troppo dalla panchina per il vice capitano di questa gara. L'altro è fuori, Lipe Follador insieme a Moliterno ed Alex. Tanto la battuta di Coco Wellington, c'è stato il tocco di imparato, quindi rimessa ancora per l'Acqua e Sapone che resta in avanti, lotta Misael con Fusari. Fusari, Misael addosso a Portuga, ancora resta in avanti l'Acqua e Sapone, 12:39. Coco Wellington, palla fuori, Murillo, ricordi, lancio per Misael, 1-2, Fusari, grande parata di Montefalcone in spaccata, evita il 2-0. Raul di prima per Portuga, la finta di Coco Wellington che lascia per Ricordi, che alimenta subito per Fusari. 1 contro 1 con imparato, la tiene Coco Wellington, poi Misael, ancora Coco Wellington, Murillo, Coco, 12 minuti al termine, Fusari raddoppiato, non c'è fallo, quindi Murillo si accentra, poi va sull'out di sinistra, accelera Murillo, imparato, lo anticipa in lotta, ma l'ultimo tocco è del 49 giallo-blu, angolo, rimessa in zona d'attacco, vediamo dove è uscita la sfera. Rientra anche Calderolli. E rimessa Coco Wellington, palla alta per Calderolli, calcia male questa volta. Montefalcone alla battuta, lancio per Raul che cade, tanto ricambi per Scarpitti, entra anche Ghi, è rientrato Fetic, tanto Calderolli, imparato, lotta con Ghi, la sfera arriva dalle parti di Montefalcone che alimenta per Raul che punta Murillo. Giocata di Raul su Murillo, va via Raul in qualche modo, poi la sfera arriva a Mario Imparato, imbucata per De Luca, Fetic la fa sua, riparte l'Acqua e Sapone, palla per Murillo contro Imparato, la tiene Montefalcone. Lancio di Montefalcone lungo, si è fidato.
Fetic dopo il passaggio di Rafinha. Rimessa per il San Giuseppe, 11 minuti 15 secondi al termine. Imparato Portuga, De Luca di prima per Raul, tocco per Portuga col mancino, palla alta, chance per il San Giuseppe. Rafinha, di prima, addosso a Raul, c'è De Luca, giocata di De Luca che poi perde il contatto con la sfera, rimessa per il team di Scarpetti. Calderolli, lungo linea per Ghi che sbuca alle spalle di Portuga, lotta Portuga, palla fuori. Calderolli, Rafinha, Fetic, tocco per Ghi che lotta con Portuga, non c'è fallo, ancora Ghi, torna da Fetic, Calderolli, salta De Luca, mette il turbo Calderolli, la deviazione di Portuga, riparte il San Giuseppe, ancora Imparato per Portuga, il mancino, il gol di Fabiano Portuga, il gol del mago, 14esimo gol con la maglia del Real San Giuseppe, il pareggio della team di Fernandez, 1-1 al minuto 10. Ancora Fabiano Portuga sull'assist di Mario Imparato. Ghi non la tiene in campo. Duarte subito da Pedrinho. Quindi De Luca di prima per Duarte. Ancora Pedrinho. Raul di prima per Duarte. Il tocco di Duarte. La parata di Ricordi. Gli applausi del Palacoscioni di Nocera Inferiore. De Luca, palla per Duarte che viene anticipato, Calderoli per Ghera, oh, lo anticipa la giocata di Raul che ne salta due, ancora Raul, poi Calderoli la fa sua, forse ha commesso fallo, sì, netto Raul su Calderoli, terzo fallo per il San Giuseppe a 9:55, pronto Elisandro per Fernandez, poco fa il pareggio di Portugal, forse Ricordi poteva fare qualcosina in più sul mancino del miglior realizzatore del San Giuseppe che sale a 13 reti in stagione. Tanto la recupera Pedrinho, ancora Raul, va via Omar Raul che punta a Fetic, la giocata Raul col destro, Ricordi dice di no, riparte l'acquestapone con Fetic dopo il tocco di Ghi, va via Rafinha anticipato da Duarte con l'aiuto di Pedrinho, quindi Calderolli, 9:27, Ghi, Calderolli apre il destro addosso a Pedrinho, rimessa per l'acqua e sapone, time out per Scarpetti a 9 minuti e 20. Uno a uno, le indicazioni di Scarpetti che sicuramente non è soddisfatto di questi ultimi minuti da parte della sua squadra dopo il pareggio di Portuga. Duarte ha avuto anche la chance di portare il San Giuseppe sul 2-1 e poi la parata di Ricordi su Omar Raul negli ultimi 2-3 minuti. Davvero un ottimo San Giuseppe dopo un grande inizio della ripresa dell'Acquesapone che in due circostanze aveva sfiorato il 2-0. Abbiamo anche alcuni risultati finali di quest'oggi, 20ª giornata, con il 5-5, pareggio pirotecnico tra Feldieboli e Camedosson, con la Feldi avanti 3-0, poi la Came è riuscita a rimontare 5-5, la vittoria della Sandro Abate Avellino 2-1 sul campo del Genova
e 1-1 tra Color Max e Meta Catania. Sono in corso Petrarca Pesaro, Mantova Signor Prestito e Lido di Ostia Aniene. Nove minuti e 20 rimessa per gli ospiti. Rafinha, Ghi, ancora Calderolo, il tocco per Fetic, lancio per Ghi, il colpo di testa la tiene Germano Montefalcone che lancia per De Luca, colpo di testa di Fetic. Rimessa per il San Giuseppe in zona d'attacco. 8:58. De Luca, lancio per Elisandro che calcia male questa volta rispetto ad inizio ripresa dove aveva impensierito Ricordi. Rafinha, Duarte lotta con Ghi, la sfera arriva a Montefalcone. 8:47. Pedrinho, Duarte, De Luca di prima, la palla arriva dalle parti di Ricordi. Calderolli, Rafinha, lancio un po' lungo per Fetic. Rimessa per il San Giuseppe con Montefalcone che si allarga, De Luca si avvicina a Duarte che è pronto alla battuta. Lancio di Duarte per Elisandro, Ricordi col pugno destro, la mette fuori. Duarte, Pedrinho, Elisandro, Duarte sbaglia il passaggio per il numero 99 che applaude comunque. Rafinha, Fetic, pressato da Pedrinho, torna da Ricordi che avanza, passaggio per Ghi, ma subito da Fetic. Calderolli, Ghi, punta Duarte, poi deve arretrare, va da Calderolli, non salta Pedrinho, poi Ghi di prima da Fetic, palla sul secondo palo col petto Calderolli, palla fuori, pericolosissima l'acqua e sapone, ottima trama degli uomini di Scarpitti. Montefalcone, lancio per Elisandro, il colpo di testa, Ricordi anticipa De Luca e fa ripartire Rafinha. I due hanno giocato insieme l'anno scorso con il Rieti. Ghi, palla per Coco Wellington, il mancino sul fondo. Lancio di Montefalcone per Elisandro che sbuca e Murillo lo deve anticipare con un guizzo, angolo per il San Giuseppe. Duarte, palla fuori per Elisandro, troppo fuori. Pronto nuovamente Portuga. Problema al cronometro. Intanto Coco Wellington, Montefalcone dice di no. Sinistro di Misael con Calderolli
che non riesce nel tap-in. Pedrinho rischia tanto, Duarte, lancio per Portugal, colpo di testa dei ricordi. La tiene Calderolli. Poi Coco Wellington. Calderolli. Coco Wellington, punta Portugal. Calderolli, 6:50 al termine, 1-1 tra San Giuseppe e Acquestapone. Calderolli. Murilo. Ci prova Misael addosso a Pedrinho. Murilo. Fusari. Punta Elisandro, torna da Murilo, ancora Misael. Murilo, ancora per Misael la finta, c'è Portugal che mette d'accordo tutti, poi rischia tanto e la mette fuori. Sono d'accordo tutti fino a un certo punto. Intanto esce Pedrinho, rientra Max De Luca. Fusari. Coco Wellington. Murilo. 1-2 che si chiude nonostante la deviazione di De Luca. La recupera Duarte, va via Duarte, fallo di Misael che si becca anche il cartellino giallo. Terzo fallo anche per l'Acquestapone, secondo ammonito del match dopo Massimo De Luca. De Luca, Elisandro, Portugal col destro, la deviazione di Misael, riparte Fusari, c'è Coco Wellington sulla destra, si accentra Fusari, Duarte con un guizzo, lo stoppa. Problemi alla caviglia destra per Duarte. Se lo trascina dall'inizio del primo tempo, quando si è frapposto, mi sembra al destro di Ghi. (1-1) il punteggio, 5:56 al termine. Al termine. Si è frapposto ancora con la caviglia e si è fatto male nuovamente. Il capitano del San Giuseppe, Coco Wellington, Misael, la parata di Montefalcone. La palla arriva a Ricordi. Andiamo a viverci questi ultimi 5 minuti e 45 secondi. Murilo, palla per Misael, lotta con Imparato, c'è De Luca che va da Montefalcone che spara via, c'è Murilo pressato da Elisandro, va via Coco Wellington, ancora da Murilo, c'è Fusari che rientra, palla per Coco Wellington, Misael perde un tempo di gioco, lotta con De Luca, con esperienza De Luca, Misael tenta di aggilarlo ma non ci riesce, quindi Fusari, Coco Wellington, Murilo. Bucata per Coco Wellington, c'è Misael, ancora Fusari, si scontrano i due, poi Fusari riesce comunque a servire Murilo che sbaglia, quindi Elisandro con calma da De Luca, quindi Imparato, ancora De Luca, lancio per passaggio per Montefalcone che lancia e sbaglia, è rimessa e rientra Ghi. 4:54 al termine. Fusari, Ghi, palla per Murilo, Imparato, ci mette il piedone destro, angolo per l'Acquestapone.
Coco Wellington alla battuta, palla fuori, Ghi al volo, calcia male, Lisandro la mette fuori, poi colpo di testa di Ghi, lotta Fusari con Imparato, ancora Fusari, passaggio intercettato da De Luca, ma c'è Murillo che lascia scorrere con esperienza, rimessa per il team di Scarpetti con ricordi che va subito da Murillo. 4:30 al termine, Fusari, Murillo, lungolinea per Fusari, 1-2 che si chiude, la giocata su Imparato, Montefalcone anticipa Ghi, lancio di Montefalcone, colpo di testa fondamentale di Murillo che anticipa Elisandro, tocco d'esterno sinistro per Imparato, quindi De Luca di prima per Elisandro che la tiene, si gira, Elisandro va via, Elisandro che però non la tiene in campo, sul più bello si ferma la corsa dell'Imperatore, questa volta era riuscito ad aggirare Murillo che fin qui è stato perfetto nella marcatura. 4 minuti e 8 secondi, pronto Omar Raul per Fernandez, attenzione a Fusari, palla sul secondo palo, c'è Montefalcone che anticipa Ghi con un guizzo. Coco Wellington, palla al centro per Murillo, sul fondo. Montefalcone, lancio lungo per Omar, con i pugni ricordi, non c'è fallo. Quindi Fusari, Coco Wellington, Ghi col mancino, lotta con Imparato, poi Portuga spara via, ma la palla è uscita prima, rimessa quindi in zona d'attacco per l'Acqua e Sapone a 3 minuti, 49 secondi dal termine. Coco Wellington alla battuta, palla fuori, Murillo, calcia alto. Problemi anche per Portuga, crampi credo, o alla caviglia destra, non ho capito. Si rialza Portuga, l'autore dell'1-1. Entra Pedrinho al posto di Fabiano Portuga, che ha accusato un problema, non ho capito se sono crampi oppure un problema al piede destro. Rafinha, Fusari, Coco Wellington, lancio lungo per Ghi, colpo di testa di Montefalcone che anticipa tutti. Adesso sta spingendo al massimo l'Acqua e Sapone. Fusari alla battuta, Rafinha, Coco Wellington, Ghi di prima da Rafinha. 3:30, lotta De Luca con Fusari, recupera palla, poi la giocata di Fusari da terra, De Luca però guadagna una rimessa, lotta splendida tra due numeri 7. De Luca va da Imparato, lancio per Omar, colpo di spalla di Omar, andato a vuoto Rafinha questo intervento, pronto nuovamente Duarte per questo rush finale. Rafinha dopo il tocco di Coco Wellington, l'intercetto di De Luca. Coco Wellington, Fusari, punta Omar, torna da Rafinha, non si intende con Fusari ma sbuca Ghi. Quindi Rafinha, ultimi 180 secondi del match. Coco Wellington, palla per Ghi, il gol di Ghi, 2-1, 20 reti in stagione e al 17esimo come nel primo tempo l'Acqua e Sapone torna in vantaggio. Time out per Fernandez. ...20 gol in stagione per Guilherme Ghi,
è sbucato alle spalle della retroguardia della San Giuseppe e ha battuto Montefalcone per la seconda volta come nel primo tempo al 17esimo. Ancora Ghi, 2-1. (2:56). Vediamo Massimo De Luca che ha già indossato la maglia del portiere di movimento. Power play per il San Giuseppe con De Luca, quinto uomo, 5 contro 4, rientra anche Duarte al posto di Imparato. Entra anche Lisandro al posto di Portuga. Elisandro, 5 contro 4, 2,54 al termine della gara. Poco fa il gol di Ghi. Pedrigno, Duarte, Pedrigno, Duarte di prima per De Luca che da solo va via. De Luca, l'intervento fondamentale di Coco Wellington, poi la rovesciata di Calderolli, la palla va in porta, seconda acrobazia clamorosa di Calderolli, la palla è uscita, rimessa per il San Giuseppe, ad inizio ripresa aveva colpito il palo. Elisandro, Pedrigno, Elisandro, Duarte, Pedrigno, Pedrigno, palla per Raul che riesce a servire Giappa Duarte. Elisandro, Duarte, ultimi 120 secondi di questa 20ª giornata. Pedrigno, Duarte, pressione di Murillo, rischia un po' Pedrigno, poi la mette fuori, quindi De Luca lascia il posto a Montefalcone. Calderolli, Coco Wellington, salta Raul, palla per Ghi che lotta con Elisandro e Pedrigno, l'ultimo tocco è di Elisandro. 1,39. Coco Wellington, Calderolli, passaggio intercettato, poi Murillo lotta, Calderolli torna dal capitano che non la tiene in campo questa volta. 1,23, riesce Ghi, rientra Rafinha per difendere il 5 contro 4, rientra anche Massimo De Luca. 1,20. Elisandro, Duarte, Pedrigno, Duarte, ultimo giro di lancette. Elisandro, palla per De Luca, ancora Elisandro, Duarte, Elisandro, Duarte, Raul, palla sul secondo palo. Si deve aggiornare la posizione della battuta con Calderolli alla battuta, scusate il gioco di parole, e quindi lancio perfetto per Ghi che lotta con Duarte, è rientrato Montefalcone, 43 secondi, Calderolli. Di prima Coco Wellington, colpo di testa di Montefalcone, respira l'acqua e sapone, così non permette di far schierare il quinto uomo al San Giuseppe. 35 secondi. Calderolli, Murillo, giocata di Calderolli contro Pedrigno, si becca il cartellino giallo. Cartellino giallo pesantissimo per Pedro Guedes, che era diffidato e salterà la gara di Mantova.
di mercoledì, il recupero della nona giornata di campionato. Calderolli, Coco Wellington, lotta Ghi, ancora Coco Wellington di prima, Di Falcone lascia scorrere anche se Calderolli era pronto alle sue spalle, esce Monte Falcone, rientra De Luca, Elisandro per Duarte, 15 secondi, De Luca, palla per Elisandro, 10 secondi, vediamo se c'è un tentativo di Elisandro, poi Murillo spara via, attenzione che la palla gira, il gol de Murillo, 3-1 a un secondo dalla fine. L'acqua e sapone mette il punto esclamativo al match con il 17° gol stagionale del suo capitano Murillo. E finisce qui 3-1 per l'Acqua e Sapone, che sale a 47 punti in classifica e trova la nona vittoria esterna. Nonostante un'ottima prestazione, il San Giuseppe non riesce a far punti in questo 2021, settima sconfitta di fila per il club giallo-blu. Grazie per l'attenzione. È tutto dal Palacoscioni di Nocera Inferiore. Ci rivedremo in diretta qui sabato 27 per Real San Giuseppe Mantova, valida per la 22esima giornata di campionato.